Rappresentiamo circa 1500 idonei in Veneto, circa 30.000 in tutta Italia e nello stesso tempo, alla stessa ora, in tanti altri USR ci sono altri precari come noi che stanno quindi facendo lo stesso presidio, quindi è un presidio nazionale. Siamo giunti davanti all'USR proprio per chiedere maggiore chiarezza per il piano assunzionale di noi idonei 2020. Manifesti alla mano, i docenti precari della scuola protestano all'entrata dell'ufficio scolastico regionale a Mestre in via Forte Marghera. Gli insegnanti si sono ritrovati per chiedere la stabilizzazione di oltre 1 migliaio di professori e maestri nella nostra regione. Noi chiediamo a livello nazionale, ma anche qui in Veneto, che ci siano delle regole certe per la stabilizzazione di chi ha passato un concorso e diciamo basta al precariato, perché non se ne può più di vedere docenti che vengono cambiati di anno in anno. I docenti lamentano l'incertezza che vivono da anni in attesa di una stabilizzazione. La loro richiesta è di ottenere un posto fisso che garantisca sicurezza lavorativa e continuità didattica. Precaria dal 2019, questa situazione per me sta diventando un disagio perché non riesco ad organizzare il mio futuro e noto anche che i miei studenti vivono un disagio perché ci sarebbe bisogno di continuità didattica. Per questo sono molto amareggiata e delusa. Il movimento Idonei Insieme, tra i promotori dell'iniziativa, esprime preoccupazione per la mancata immissione in ruolo degli idonei del concorso ordinario 2020 in diverse regioni italiane. Sono gli idonei 2020. Siamo noi, siamo docenti che hanno iniziato nel 2020 un concorso, l'hanno poi superato, siamo a graduatorie ad esaurimento, ma quest'anno le nostre graduatorie sono state bloccate perché ci sono stati nuovi concorsi PNRR. Gli uffici scolastici regionali a riguardo non hanno fornito informazioni chiare. È una delle assurdità italiane, gente che ha superato un concorso molto duro e faticoso che si trova ad essere ancora supplente ed è sostituita da altri colleghi che fanno lo stesso concorso. Una delegazione ha provato a salire per incontrare un rappresentante dell'ufficio regionale scolastico. Ma nessuno ha nemmeno risposto al citofono.